Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di Noi Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura un sequestro di beni a Matteo Messina Denaro. Durante le perquisizioni successive alla sua cattura sono stati infatti sequestrati all'ex boss ben 800.000 euro. Si tratta di 500.000 euro in gioielli e 300.000 euro in contanti, somme subito fatte confluire nel Fondo Unico per la Giustizia. Lo ha dichiarato il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Blitz a San Giovanni Galermo, a Catania, in particolare in via Capopastolo, dove sono stati arrestati 5 spacciatori e sequestrate oltre 300 dosi di droga. Uno dei pusher è stato colto sul fatto, raggiunto ha reagito opponendosi con violenza ai poliziotti e colpendone uno alla testa con una botola. Accendono un braciere in casa per riscaldarsi ma restano intossicati dal monossido di carbonio. È successo a una coppia di anziani rimasti intossicati a Castronovo di Sicilia. Siamo nel Palermitano, i due sono stati salvati grazie alla camera iperbarica presente al Policlinico. Erice è candidata come città europea dello sport per l'anno 2027. La candidatura è stata ufficializzata nei giorni scorsi, è riservata alle città con più di 25.000 abitanti e prevede una serie di progetti che seguono i principi etici dello sport. E in chiusura il meteo, continua a splendere il sole in Sicilia. Per domani si prevede una giornata prevalentemente soleggiata. In gran parte della regione potrebbero battersi precipitazioni nel Messinese, ma non si prevedono rovesci in altre zone dell'isola. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.noisicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci.